Signore e signori, buonasera e benvenuti alla nuova edizione di Che aria che tira. Che aria che tira ha fatto un restyling importante, una nuova sigla, nuovi studi e stasera abbiamo degli ospiti, dei pezzi da 90, come si dice. Allora, subito passo col primo ospite che faccio entrare volentieri il presidente, l'ex presidente della Giunta regionale Renzo Tondo. Ciao. Benvenuto Presidente. Grazie. Dove mi metto? Prego, dove vuole. Il secondo ospite è, diciamo così, un recordman delle preferenze delle scorse regionali, il consigliere leader di Forza Italia, Consiglio regionale in questo momento, Riccardo Riccardi. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. Riccardi, eccoci qua. Ecco, per conoscere questi nostri due ospiti che sono, ahimè, molto conosciuti sia per l'attività politica ma anche per la loro attività professionale, abbiamo preparato una breve scheda che è curata dal vice direttore del Friuli, Daniele Micheluz. Ecco, prego la regia di mandare in onda la scheda. Renzo Tondo, 60 anni compiuti da poco, professione albergatore. Dopo essersi laureato in scienze politiche all'Università di Trieste nel 1979, inizia a occuparsi di politica per il Partito Socialista Italiano nella sua città natale, Tolmezzo, nella quale viene eletto sindaco nel 1990, restando in carica per 5 anni. Assessore regionale di Forza Italia tra il 1998 e il 2001, fino al 2003 ricopre l'incarico di presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. Durante la 15ª legislatura è membro della Camera dei Deputati. Ritorna alla guida della regione quale presidente della giunta, eletto direttamente dai cittadini il 13 e 14 aprile 2008 con il 53,82% dei voti, sostenuto da una coalizione di centrodestra, battendo il presidente uscente Riccardo Illy. Ricandidatosi al termine del mandato nel 2013, è stato sconfitto dalla candidata del centrosinistra Deborah Serracchiani con uno scarto ridottissimo. Ora è leader di Autonomia Responsabile, la civica con la quale si è presentato alle ultime elezioni e siede in Consiglio regionale e anche aderito al movimento di Passera Italia Unica. Non nasconde l'idea di tornare in pista per una nuova rivincita, anche se dice largo ai giovani e viva le facce nuove. Nel suo cuore, dopo il Friuli, c'è l'India. Nel paese asiatico ha passato diverso tempo e da questa esperienza sono nati un libro e un documentario. È presidente della Federazione Italiana Dama. Come se non fosse stato mai. Riccardo Riccardi, nato a Udine nel 1962, professione dirigente, laurea in architettura nel 1989, inizia a occuparsi di politica nella Democrazia Cristiana e viene eletto consigliere e assessore nella sua città, Codroipo. Qualche simpatia per la Lega Nord, ma poi aderisce ad Alleanza Nazionale ed è assessore provinciale prima e regionale poi, sempre con incarichi esterni, prima nella giunta Fontanini e poi in quella Tondo. Con le insegne del PDL ritorna sui banchi del Consiglio regionale con una valanga di preferenze, circa 7.000, e attualmente è capogruppo di Forza Italia, aspirante alla candidatura del centrodestra per le prossime regionali, stavolta nel ruolo di presidente, annusa l'aria e resta in attesa di convincere la sua parte politica a scommettere su di lui. La loro è una storia da c'eravamo tanto amati, tra Tondo e Riccardi c'è stata stima e amicizia, uno presidente, l'altro super assessore alle infrastrutture e protezione civile, ma ora, a causa di diatribe politiche ed elettorali e di qualche dispettuccio di troppo, sono diffidenti l'uno dell'altro, ma l'unione del centrodestra dovrà passare sicuramente da un loro accordo, non solo di coalizione ma anche di leadership. Le recenti vittorie di Trieste e Pordenone devono pur aver insegnato qualcosa. È da oggi che comincio senza te. Ecco, bellissima la scheda di Micheluz, mi pare che ha fotografato al 99% la vostra situazione. Io credo che il centrodestra veramente deve passare per il vostro accordo. Allora, comincio da Tondo. Quindi siete due candidati a centrodestra o no? Perché dalle sue interviste pare e traspare. Io non sono candidato al centrodestra, anzi non sono candidato. Non è candidato. Non l'ho più ripreso, lo dico anche questa sera. Io sono per mandare a casa Serracchiani. Il mio avversario non è Riccardo Riccardi, con il quale ogni tanto litigo, una persona che stimo e che è anche un amico quando riusciamo a non litigare o litigare bene l'imprevisto. Il mio avversario si chiama Deborah Serracchiani e non è un avversario del centrodestra, è un avversario di questa regione.
perché da quando amministra questa dottoressa avvocato romana, le vicende di questa regione sono solo peggiorate. Quindi io lavoro per fare in modo che questo popolo friulano, veneto e giuliano, che è un popolo di partita IVA, di gente che lavora, di gente che produce, di gente che guarda al futuro, abbia un futuro diverso da questi 3 anni e mezzo che sono stati fatti solo di spot e di reclami pubblicitari. Ecco Riccardi, allora quindi mi pare che Tondo ritira la sua candidatura e quindi lei potrebbe avere un po' il campo libero. Vado sul sicuro oppure c'è ancora qualche ostacolo? Sono esercizi che non servono. Gli esercizi che servono sono quelli di concentrarci sull'obiettivo che Renzo ha appena indicato, che è quello di vincere, combattere, vincere e sconfiggere il centro-sinistra di Deborah Serracchiani. Poi noi abbiamo la responsabilità di fare un'operazione che non ci sta riuscendo molto nei comuni minori, ma ci è riuscito a Trieste e a Pordenone, è quello di tenere una coalizione unita che vada al di là dei partiti, che abbia i soggetti politici e che ai soggetti politici si possano aggiungere anche esperienze civiche e che consenta a queste forze di essere rappresentate dalla migliore soluzione possibile. Io non credo che un uomo solo al comando possa riuscire a vincere le elezioni da solo. Quindi ragioneremo di quella che è la figura migliore, più adeguata, che però non deve essere considerata l'unico elemento. Si vota al Comune di Udine. Si votano probabilmente le elezioni politiche, cioè qui c'è una squadra da mettere in campo, in quella squadra qualcuno farà il centravanti, qualcun altro farà il portiere, qualcuno farà l'allenatore, qualcuno starà in riserva, qualcuno andrà sugli spalti, vedremo. Insomma, non sono preoccupato in questo esercizio dove molti tentano a farci giocare quella partita sulla quale ci dividiamo. Poi noi ogni tanto baruffiamo, non è che baruffiamo però da 3 anni, no? Io ero il suo assessore più ribelle, molte cose, e devo dire che lui in certe situazioni mi ha anche molto difeso con la maggioranza. Diciamo che a me dicono che è un brutto carattere, lui dice che è un brutto carattere, io dico sempre che è un carattere. Però venite da 2 scuole un po' differenti, no? Lei viene da una scuola ampiamente democristiana e una storia socialista dall'altra parte, che hanno collaborato. Veniamo da una storia di governo, se mi posso permettere. Ma ahimè, mi pare che la Lega Nord tenta di farvi dispetto, perché io entro subito con i piedi proprio a martello per dire che Codroipo è un banco di prova, soprattutto per lei, non di poco conto. Ma insomma, Codroipo sicuramente è un comune importante. È il secondo comune dopo Udine, quindi... Sì, diciamo che sta venendo fuori un esercizio che è l'esatto opposto di quello che siamo riusciti a fare su Trieste e Pordenone, perché alla fine il mio grande amico Gastone Parigi mi ha mancato quando un problema diventava complicato in politica, dice il problema non è più politico, diventa medico. E quindi quando poi alla fine la politica c'entra un po' e ci sono le competizioni più di natura personale, poi succedono degli incidenti che, diciamo, insomma, nella storia del centrodestra si sono pagati molto cari. Beh, si sa che è sempre natura personale, però Tondo diceva, almeno ho letto nelle ultime interviste, diceva, insomma, datevi una mossa a Codroipo, mi pare che siete fermi a 2 mesi dalla candidatura. Poi Codroipo ha una cartina in tornasole anche di un'alleanza che potrebbe prendere corpo velocemente, no? Prendo atto che a Codroipo si può ancora vincere, nonostante ci siano state delle difficoltà, nonostante Marchetti abbia avuto dei problemi lungo il suo percorso, derivati da quello che so anche da una situazione personale di difficoltà, di problemi di salute, quindi cerchiamo di capire un po' tutto. Io credo che si possa fare, è il nostro dovere concentrarsi su questo, ma vorrei tornare più su un tema di carattere generale. Io quando giro anche per questa città, per la città di Udine, lo faccio più spesso, avrei dovuto farlo di più. Lo faccio più spesso adesso che non sono più presidente, mi sento molta gente che mi ferma, gente che so che non ha votato per me e che mi dice Tondo, quando la mandino a chiase? C'è un sentimento diffuso di difficoltà nei confronti del governo regionale e nei confronti anche del sindaco, ma di questo ne parleremo in un'altra occasione. Questo è il tema principale. Io credo che alla gente interessi poco se il candidato sarà Tizio, Caio, Sempronio. Non mi dicono corri per vincere, mi dicono mandiamolo a casa. C'è un sentimento diffuso di insostenibilità di questa maggioranza ed è anche comprensibile, perché questa è una terra di gente che lavora e che produce e che crea ricchezza. Però mi perdoni, è stata governata dalla sinistra quando c'era Riccardo Illy, ma Riccardo Illy aveva comunque una mentalità pro futuro. Qui abbiamo un presidente di regione che è stato, l'unica esperienza che ha avuto finora, avvocato del lavoro della CGIL, quindi abbiamo già detto tutto. Un assessore al lavoro, che dovrebbe essere centrale in un momento in cui manca il lavoro,
che si proclama orgogliosamente comunista e antiliberale, ditemi voi come facciamo crescere questa regione con questa classe dirigente. Però mi perdoni, ma mi pare che sull'attività della Serracchiani, Consiglio regionale, avete avuto due punti qualche volta differenti. Lei è stata un po' più buonista, tra virgolette, mi pare che Forza Italia è stata molto più dura. Ma io forse a parte il fatto forse più buonista è stato l'NCD, perché al di là del modo in cui abbiamo espresso le posizioni, mi pare che abbiamo sempre votato più o meno dalla stessa parte. Io ho cercato di più una mediazione sull'UTI perché mi rendevo conto che stavano cercando di far saltare un sistema degli enti locali e lo hanno fatto. Non hanno voluto accettare mediazioni e forse aveva ragione Riccardi, era inutile tentare mediazioni con questi. Ma il problema è proprio quello di capire che abbiamo il dovere di creare un progetto diverso, perché il progetto che ha portato avanti a Serracchiani e la sua giunta in questi 3 anni e mezzo è stato esclusivamente un progetto di occupazione del potere. Hanno militarizzato il potere, ma proposte per la comunità non ce ne sono. Ecco Riccardi, mi pare che domani c'è una grossa manifestazione qua di Roma, non so, Monca Nazionale con Parisi, no? Lei, al di là del nuovo corso di Forza Italia, che al limite quando tornerà ci dirà com'è andata, ma Tondo può rientrare in questo percorso di nuovo con Forza Italia oppure lo vede che rimane con autonomia responsabile? Beh, ma io non posso fare le scelte per ma lei provi. Renzo Tondo. Io penso, non sia molto diplomatico, provi. io penso invece che al di là delle semplificazioni che giustamente la gente non interessano molto, no? Questa è un'alleanza che deve trovare una sintesi programmatica rispetto ai grandi temi che Deborah Serracchiani ha portato avanti. Ha fatto delle grandi riforme più per consentire a lei di avere una stelletta e dentro il suo partito tentare di dimostrare di essere la più efficiente, sostanzialmente devastando la regione. Il sistema della sanità è distrutto, il sistema degli enti locali ha trasformato la regione in una organizzazione che dà le autorizzazioni sui trasporti eccezionali invece che trasferirle ai comuni. Gli ospedali sappiamo che funzionano con una riforma che prende 100 milioni della spesa del Servizio Sanitario Nazionale e regionale e lo porta dagli ospedali a un territorio che non è in grado di risolvere queste cose. Sulle vicende del sistema di protezione sociale ha creato delle condizioni di accesso che mettono gli italiani in una sorta di serie di seconda fila rispetto ad una condizione di tensione rispetto alla vicenda delicata, difficile da risolvere dei profughi e dell'immigrazione. Noi abbiamo il dovere di ribaltare questa condizione e quindi lavoreremo per farlo. Ecco, al di là di queste schermaglie così di fioretto, Tondo, mi pare che lei sta preparando qualche imprenditore. Ho sentito che Bini è vicino a lei. Bini è una persona che conosco da tantissimi anni, ma lo conosce anche Riccardo Riccardi. Io credo che noi dobbiamo avere una squadra composita. Potrebbe far parte di questa squadra? Bini può essere uno di questi, come può essere Riccardo Riccardi, come possono essere tante altre persone. Noi abbiamo una pluralità di persone che possiamo spendere su qualsiasi linea di intervento. Possiamo fare, appunto, come diceva lui, di tutto. Poi ce ne giocheremo, perché non sono ipocrita. So benissimo che quando 2 persone lottano per lo stesso posto non possono alla fine in qualche modo uno... ma l'avversario della vita è la competizione, l'importante è che la competizione avvenga in termini concreti. Ma quando facciamo le liste, che io mi candido nello stesso partito con lei magari, è chiaro che ammiriamo tutti e due avere la preferenza di chi ci vota. E io e lei non potremmo essere amici, no? Allora il tema in questo momento è di creare il progetto, creare una pluralità di giocatori da far scendere in campo, poi ce li giocheremo con le dinamiche che la politica ha sempre scelto. Una cosa sono certo, nessuno convincerà Renzo Tondo a fare scelte alternative al di fuori del centrodestra. Noi comunque col mio partito, col mio gruppo, siamo parte della squadra che dovrà mandare a casa la sinistra di Deborah Serracchiani. Ecco, quindi il rapporto con la Lega di entrambi com'è? Io devo riconoscere che nelle occasioni pesanti come Pordenone e Trieste c'è un rapporto di collaborazione e competizione, questo è evidente. Però la Lega è un alleato saldo, il suo segretario regionale è una persona che si è fatta strada, che ha maturato un'esperienza importante, riveste un ruolo anche di grande rilievo nel panorama politico nazionale. I nostri rapporti sono buoni e devono rimanere buoni nell'interesse di questa regione, perché altrimenti se andiamo divisi questa regione non la riprendiamo. Ecco, noi abbiamo finito il primo blocco, ci raggiungerà nel secondo blocco probabilmente Micheluz. Adesso diamo la parola alla pubblicità. Eccoci qua di nuovo in studio. Intanto sta arrivando il vice direttore Micheluz,
che ci raggiunge, è autore della scheda, e nel frattempo che arriva Micheluzzi io chiedo a Tondo, mi pare che Federica sia autocandidato anche lui, per cui con la Lega le cose non sono molto tranquille. È il gruppo di un partito importante a livello nazionale, la Lega Nord appunto, ed è esponente di spicco di questo partito. Ci sta tutto che si candidi e ci sta tutto che possa essere un candidato di qualità. Il tema vero però è che la Lega secondo me oggi è sopravvalutata rispetto a ciò che produce in termini di consenso ed è un partito che ha molta difficoltà di radicamento sul territorio perché ci sono i voti ma non ci sono i rappresentanti. Io ho provato a vedere anche in questi giorni un po' in giro del territorio, se chiedi chi è della Lega non ti sanno indicare chiaramente, il voto c'è ma non c'è l'uomo. Un po' come il Movimento 5 Stelle più o meno, ecco. Sì, solo che con il 5 Stelle è fuori dal nostro schema elettorale, la Lega no. Va bene, intanto chiamo Micheluzzi, benvenuto. Buonasera. Daniele. Buonasera a lei. Benvenuto Daniele. Ciao, ecco, Enzo. so che tu hai Buonasera. in serbo qualche domanda. Beh, insomma, un po' abbiamo due per i ospiti, due, no? due big insomma, della nostra politica, perché hanno amministrato la nostra regione, il Presidente, 2 volte. Insomma. Mi pare di capire che però c'è un po' di dente avvelenato, Tondo, ancora con Serracchiani, quella sconfitta lì per pochi voti brucia. O no? Certo, sarei ipocrita a dire il contrario, però sono disturbato non tanto dalla sconfitta, che ovviamente a nessuno piace essere sconfitti, no? Quindi ci mancherebbe altro che dicessi che non ho, però ho il dente avvelenato perché vedo comunque molta tristezza, perché vedo tutta una serie di strumentalizzazioni che sono state al centro della campagna elettorale. Per esempio io non dimenticherò mai un manifesto in cui era scritto 20.000 disoccupati in meno, colpa di Tondo. Ecco, come se l'economia fosse colpa mia. Questa strumentalizzazione eccessiva, non supportata poi da interventi adeguati successivi per mantenere fede alle promesse che sono state fatte, mi sembra una strumentalizzazione che mi ha dato Però francamente... questo è un po' il gioco delle parti, ecco. Di solito chi perde poi si rifà sugli altri dicendo no, guarda, però prima, voi lo rinfacciavate a noi, adesso noi lo rinfacciamo a voi. Prima Cataruzzi mi ha fatto un appunto dicendo che forse tante volte la nostra posizione è stata troppo morbida, non perché siamo più o meno buoni, ma perché noi, a differenza della sinistra, abbiamo il senso di responsabilità. Riccardi diceva prima, noi vediamo delle esperienze di governo e chi governa sa che la corda si può tirare, ma non troppo perché poi si paga pegno, così come sta accadendo ai 5 Stelle a Roma o da altre parti. Allora noi il sale sulla ferita della campagna elettorale lo abbiamo messo, abbiamo fatto diverse situazioni, abbiamo concentrato alcune cose, ma non siamo arrivati ad atteggiamenti che sono stati durissimi e che non erano poi supportati dai fatti. Questo io lo imputo alla sinistra. Per esempio la campagna che è stata fatta sugli scontrini è stata unicamente diretta contro di noi e la sinistra ci ha sguazzato. Quello vi ha fatto perdere le elezioni, però di fatto, vero Riccardi? Beh, secondo me le elezioni sono state perse per tante ragioni, insomma, sicuramente quella vicenda lì è sicuramente la vicenda che ha addirittura penalizzato la competizione nella composizione dei candidati, perché se alla fine noi vedessimo le assoluzioni che ci sono state, dove ognuno dà la sua interpretazione di comodo, e vedessimo le persone che sono uscite dalla competizione elettorale, quei 1300 voti che dividono Renzo Tondo da Deborah Serracchiani, sarebbero stati ben diversi e per il candidato... Però c'è un argomento che mi pare che è latente, è quello dell'immigrazione, no? Io credo che lì si giochi la gran parte, esatto, insomma. si giocheranno un po' la campagna elettorale. Pordenone hanno fatto molta leva sul fenomeno dell'immigrazione, portando a casa poi grandi risultati, anche se è vero che la Lega non ha fatto un boom su questo, però ma io ho avuto modo di dire più volte che, certo, noi abbiamo perso per un paio di migliaia di voti e quando perdi per poco ogni cosa diventa importante, però sostanzialmente noi abbiamo pagato, noi di centrodestra, l'abbiamo pagato la crisi economica, cioè la situazione era difficile, si prova a cambiare, credo che la sinistra pagherà i profughi. Ecco, però la città di Udine mi pare che è sotto l'occhio del ciclone. So che una volta che Riccardi è intervenuto, e ricordo anche il vis-à-vis con il sindaco di Udine, che è stato piuttosto importante, e mi pare che lei ha messo il dito sulla piaga. Quasi come un candidato per il futuro della città. La vicenda dei profughi o la semplifichiamo con toni da stadio, e non è la cultura di quello che io chiamo il pilastro centrista della nostra coalizione, oppure cerchiamo di affrontarlo. Io penso che il primo elemento, noi siamo ancora in quella fase dove discutiamo di un'emergenza e non capiamo che il tema invece dell'accoglienza è un tema strutturale.
la Presidente della Regione è andata addirittura in Lombardia da Maroni, che ha fatto il Ministro degli Interni, a spiegare che il suo modello di accoglienza diffusa era il migliore del mondo, e vediamo i risultati. Il modello dell'accoglienza diffusa, che oggi ha circa 5.000 persone che sappiamo esserci, quelle che non sappiamo chissà quante altre ce ne saranno, in una condizione dove in questa città alla caserma ex Cavarzerani la dotazione ammessa dovrebbe essere di 300 ospiti, abbiamo superato i 1.000. Se questo è il modello di accoglienza che la Presidente Serracchiani regala a questa regione, ma poi questo è uno dei temi, questo è il tema legato a me. C'è una politica del centro-sinistra su questa vicenda, dove alla fine non si creano quelle condizioni per fare un tema strutturale che esiste. Riccardi, perché lei non vuole fare il sindaco di Udine? Chi ha detto che io non voglio fare il sindaco di Udine? Appunto. Questa è una formazione importante, perché lascia aperto un po'. C'è questo gioco. Perché si dice, no, ma forse preferisce fare il presidente della regione piuttosto che il sindaco. Cioè, le piacerebbe io fare il credo sindaco che a i Udine. destini di tutti noi saremmo degli responsabili se ci piantassero in una posizione e dicessimo io voglio fare quella cosa lì. Io penso che a ognuno di noi spetterà un ruolo, poi la responsabilità sarà quella di capire. Solo un discorso di pedine, cioè io vado qui, tu vai lì, la Lega si prende questo, io mi prendo questo, o c'è un progetto dietro anche di persone, perché poi fare il sindaco di una città implica facciamo essere, un esempio. Tondole che ha governato. Facciamo un esempio. Anche lui ha governato. Sì, ma come presidente, non si pensa al presidente e al sindaco, no? Sono poi quella la figura, quella forte, cioè, c'è anche una componente carismatica dietro. Però dobbiamo uscire, ma Riccardo ha tutte le caratteristiche per poterlo fare. Ha ragione lui, però nel senso che noi non dobbiamo più ragionare, uno degli errori che abbiamo fatto in passato, mi ricordo la mia prima elezione, Forza Italia la regione, la Lega la provincia, l'NCD la città, Cainero, Fontanini, Tondo. Due sono andate bene, uno è andato male per un po' e nacque l'era ONSE. Sono gli atteggiamenti sbagliati, cercare di spartirli in base alle forze politiche. Però poi va a finire così, perché io ho in mente il caso di Pordenone, dove anche Ciriani aveva detto no, poi vedremo la squadra, però tra Quoterosa e partiti ha dovuto fare due per la Lega, due per in maniera equilibrata. Ha composto in maniera equilibrata, però assegnando due poltrone a un partito, due poltrone a un altro. La rappresentanza ha un valore. Questo vale per la Giunta, ma per la scelta del candidato, Ciriani, che certamente proveniva da quello che non è il pilastro moderato del centrismo, no? Perché veniva da Fratelli d'Italia, dalla destra più insomma, destra. ha cavalcato anche alcuni temi molto forti. Siamo riusciti a farlo passare come candidato di tutti e ad abolire alcune posizioni, ma non perché toccava Fratelli d'Italia, ma perché in quel momento Ciriani era la persona, come ha dimostrato, più forte per vincere. Scusate un attimo, però, qui si parla di coalizioni... Perché quando si parla di candidati bisogna parlare anche di argomenti di campagna elettorali. Sì. Perché dall'altra parte noi avremo qualcuno che è attrezzato, perché ce n'è 4 o 5 che escono probabilmente da esperienze di governo. Va bene, però questa non è noi una si parla cosetta di che molti... centro-sinistra, di Lega, però mi pare che anche il Movimento 5 Stelle qui ha un suo bacino elettorale. Certamente non ha un leader ancora riconosciuto, però quando si parla di Movimento 5 Stelle qualche volta si dribbla, ma il loro consenso è insomma... Non vanno assolutamente trascurati i nostri colleghi in Consiglio regionale, che sono grillini, quindi la loro impostazione è quella lì. Io addirittura in certe occasioni sono arrivato a difendere la Presidente della Regione rispetto a delle tesi che loro sostenevano, però anche loro mi pare che stanno dimostrando che governare è un'altra cosa che stare all'opposizione. No? Cioè stanno accadendo delle cose. Prima in un pur parler col Presidente dicevamo alla fine sono come tutti gli altri, no? Esatto. Due curiosità, una per Tondo e una per Riccardi. La prima per Tondo è perché alcuni di voi, vedi Ciriani di Piazza, lei stesso, hanno fatto un passo prendendo le distanze dai partiti, cioè mentre Riccardi ha fatto la scelta di rimanere dentro un partito. Qual è la differenza? Cioè perché si diventa civici? Perché quando ci si candida per la guida della città è più facile mettere insieme la coalizione se sei estraneo a uno dei partiti. Però lei l'ha fatto per la regione in questo caso, no? L'ho fatto? Per la regione. Ma è diverso, quella volta lì c'era... Però anch'io all'epoca feci comunque uno schieramento che si chiamava appunto autonomia responsabile, che serviva ed è servito a incanalare uno dei voti che non sarebbero andati il partito che in quel momento era rappresentato Berlusconi come adesso. E si getta la rete più ampia, così si pensa poteva essere più. un elemento di difficoltà. Però Tondo, mi permette, lei pensava di avere molto più successo con autonomia responsabile? No, anzi, è stato soddisfatto di quello che ha... Le do solo due numeri. Maroni, che ha fatto in Lombardia la lista Maroni e usciva da ministro dell'interno, ha preso il 6%, la lista di autonomia responsabile ha preso l'11%.
per quanto riguarda la percentuale. Ha avuto però. di più di quanto mi aspettavo. Quindi lei è molto soddisfatto, quindi... Sì, volevo vincere le elezioni. Però, ma l'accostamento a Passera come si spiega allora? L'accostamento Passera è stata una cosa che purtroppo è finita lì, nel senso che Passera proprio ieri l'altro ha sciolto il partito e nasceva più da un rapporto di stima personale verso la persona che mi ha chiesto di dargli una mano a creare un pezzo di centrodestra che non c'era. È andata male nel senso che poi Passera... Sono abortiti però quei progetti lì, di solito nascono e muoiono, penso anche a Possiamo, che era Civati. Però il mio progetto era quello penso a Monti. era quello di conferire comunque il mio raggruppamento regionale, che comunque ha 5 consiglieri, e fargli avere un gancio nazionale. Comunque noi viviamo di luce propria. Certo. La cosa che volevo chiedere, sì, prego, non è che avevo detto una Tondo, una Riccardi, quanto lei sta aspettando il 23 ottobre? Cioè come lo sta aspettando più che altro? Cioè lo sente come, ricordiamo ci sono le elezioni, si vota a Codroipo, siamo a Falcone. Tanti dicono ma a Codroipo è una partita che interessa anche Riccardi, anche se non direttamente. Interessa a tutti, è chiaro che tutti noi lavoriamo per poter vincere le elezioni, no? Lavoriamo per vincere, mica per perdere. Certo. Lo aspetto con l'equilibrio che si deve avere, sapendo che il grande vecchio Alfeo Mizzaro diceva che in politica non si è mai vinto, non si è mai perso. Però Riccardi, lei ha un figlio politico, tra virgolette, che è comunque Marchetti, no? E come dice un qualche grosso giornalista qui in Friuli, dice lei in qualche modo come leader deve cercare di ricompattare quel mondo. Il tema di allora, Marchetti, lo ricordava Tondo prima, ha avuto 5 anni, ha passato 5 anni anche soprattutto sul piano personale difficili. Secondo me ha governato sulle vicende strategiche in maniera corretta, poi viene criticato, in particolare viene criticato dai nostri alleati. Marchetti ha avuto un atteggiamento di grande responsabilità, lo ha detto nei giorni scorsi, dice io se capisco che c'è un candidato più competitivo di me perché riesce a tenere insieme un'alleanza, interamente l'alleanza, io sono prima a fare un passo indietro. Mi pare che questa soluzione non sia... Io credo che Marchetti alla fine sarà condannato a ricandidare in una partita tutta da giocare. Ricordo, perché ricordiamo solo i rischi delle sconfitte e non ricordiamo le ragioni della vittoria. Esatto. Nel 2011 noi abbiamo vinto perché il meccanismo elettorale era un turno secco e perché il centro-sinistra era diviso. Allora, se c'è qualcuno che pensa di fare, perché io lo so come funziona sto giochetto, no? Di mettere in conto qualche contabilità per dire, ma insomma tu, a casa tua, nella quale non abito da 15 anni, perché quando mi dicono che non posso fare il sindaco di Udine, mi dicono che sono di Codroipo. Cioè, e poi giocano al contrario. Io penso che Codroipo sia una pista importante, come quella di Monfalcone. Noi faremo di tutto per vincere queste elezioni, ma i dati sono questi, non dobbiamo mica dimenticarli. Bene, adesso dobbiamo interrompere per la terza parte e poi una serie di domande per i nostri due ospiti. Prego, pubblicità. Eccoci di nuovo in studio ancora con Tondo, Riccardi e il collega Micheluzzi. Dunque, io ho due domande. Una per Tondo. Mi sembra che c'è stato un pourparlers o c'è qualcosa in fieri tra lei e Moreton. Sbaglio oppure cerca di portarla dalla sua parte? No, Moreton è una delle persone più simpatiche che io conosco sul panorama politico e secondo me è anche un uomo capace, al di là della simpatia. È un grande amministratore, un uomo che conosce il territorio. Certamente una macchina di preferenza. Di quelli che stanno, una macchina di preferenza, infatti Riccardi ha imparato anche da lui come si fa. Di quelli che stanno al pezzo. Esatto. È chiaro che Moreton in questo momento è molto preoccupato, io lo sento una volta a settimana, è molto preoccupato della piega che stanno prendendo le cose, dicendo così non va, e credo che anche lui sia consapevole del fatto che la regione non è governata, si accorge che soprattutto nella sua provincia, a Pordenone, la vicenda Bolzonello sta evaporando in nulla, sostanzialmente che la Serracchiani è una roba tutta romana, e quindi sta cercando anche lui di creare condizioni per un'alternativa. Ma vuole portare in autonomia responsabile? No, Moreton secondo me è uno che si diverte a stare dove sta, a dare consigli che non sempre si vengono accettati, da me almeno non sempre, ma lo ascolto sempre volentieri perché le persone che hanno esperienza e che sono intelligenti sono sempre riferimenti importanti. Ma io ci punterei qualcosa, comunque... Sì, no, l'ha nominato Tondo, volevo sapere una vostra opinione anche da Riccardi su Bolzonello, insomma, a proposito di macchine di preferenze, di fatto la Serracchiani l'ha fatta vincere lui con la sua valanga di consensi personali quando non era neanche nel PD, perché ricordiamolo era esterno, diciamo, a quella lista. Ecco, secondo voi potrebbe essere l'erede di Deborah Serracchiani per il ruolo di presidente nel caso la Serracchiani andasse a Roma? Beh, non sono molti
che possono vivere di luce propria all'interno di quella coalizione, perché la Serracchiani ha oscurato un po' tutti. Certamente Bolzonello è uno che ha più luminosità degli altri, però quando vado a Pordenone sento una profonda delusione per questi 3 anni di governo Bolsonello. Incide forse la vicenda ospedale? Ma la vicenda ospedale e la crisi economica, come dicevo prima, nel senso che Pordenone forse più di Udine, o almeno quanto la provincia di Udine, soffre il manifatturiero che rischia, l'Electrolux che rischia. Sai, quando si fa la campagna elettorale dicendo che cambierà tutto, che torneremo ad essere più speciali, che le disoccupati sono colpa di Tondo, poi quando si accorge che i disoccupati rimangono, che le fabbriche chiudono, la campagna elettorale è finita e la gente I dati continua, oggettivi sono lì, insomma. No? Come diceva Lenin, no? Che non è certamente da me, i problemi sono testardi. Su Bolzonello? Bolsonaro è l'erede naturale di Deborah Serracchiani. Certamente poi fare il sindaco è un mestiere, fare il vicepresidente della regione è un altro. Io penso che sia un cliente, se dovessi fare la lista di chi preferirei avere dall'altra parte, sicuramente Bolzonello ritengo che potrebbe essere uno dei più fastidiosi, perché occupa una collocazione più centrista rispetto alla tradizione di sinistra, non voglio chiamarla comunista, insomma di sinistra. C'è un problema che però Bolsonaro si ritroverebbe in quel contesto. Dovrebbe sostanzialmente smentire buona parte dell'azione politica che ha sostenuto, a volte abbassando un po' troppo la testa, di questo centro-sinistra. Cioè le grandi riforme in questa regione sono state tutte riforme di sinistra. Ne voglio solo dire una e su questo voglio marcare la differenza rispetto a quello che sta succedendo con il governo nazionale, che è un governo di centro-sinistra. Noi abbiamo avuto un governo di sinistra a centro. Sul tema dell'accesso al reddito, quindi delle risorse sul reddito minimo, noi abbiamo fatto una battaglia sul criterio di accessibilità dei 2 anni di residenza, sostenendo che la misura andava fatta, però bisognava almeno avere 5 anni di residenza in questa regione. Il governo ha varato più o meno la stessa misura e ha portato l'accesso di residenza, a differenza di 24 mesi del Friuli Venezia Giulia, a 5 anni e Deborah Serracchiani ha dovuto adeguarlo. Quindi una vittoria anche vostra. Sì, forse allora parlava di candidati, forse allora meglio Sciaurli, no? Che più... Perché dobbiamo dire quello che è da dire. La Presidente è stata molto abile nel orchestrare e nell'organizzare il suo percorso. Ma la Presidente è una che governa il potere, ha governato il potere all'interno del suo partito. Mi pare che oggi abbia un atteggiamento un po' diverso. L'operazione Sciauri è stata un'operazione tutta interna al PD. Io a Cristiano Sciauri, che era un collega in Consiglio regionale, ho detto che secondo me avrebbe fatto un errore andare a nascondersi dietro le delibere, che sicuramente garantisce un consenso personale puntuale quando devi raccogliere la preferenza molto più garantito, però sul piano politico, se lui oggi avesse continuato nel suo ruolo di capogruppo della maggioranza, probabilmente oggi lo scenario delle potenzialità dei candidati alla presidenza della regione del PD sarebbero diverse. Anche se io nutro abbastanza solidità nel dire che probabilmente, anche magari contro la sua volontà, ci sono buone probabilità perché Deborah Serracchiani sia condannata a ricandidare in questa regione. Ora abbiamo un paio di minuti, ancora qualche domanda a te per Tondo. Ma sì, al Presidente naturalmente così una riflessione anche sua su quello che è il lavoro di questa giunta di centrosinistra, al di là della Serracchiani che abbiamo capito è rimasta un po' qui. Il problema non è la Serracchiani. Entrando sì, ma nel concreto delle cose fatte per la gente e verso la gente, dove ha sbagliato e se c'è qualcosa che ha fatto anche bene questa giunta. Nel concreto ci sono 3 cose che vanno evidenziate. Il fatto che le infrastrutture sono ancora ferme. L'ultima palata l'ha tirata Riccardi. No, siamo lì, non si è fatto più nulla. No. La sanità, io ho sempre sospeso però il la giudizio. terza corsia va avanti. No? Ho capito, ma sono 3 anni. Ho capito. Certo. Non c'è un metodo di marciapiede in 4 anni? Con i tempi... In 4 anni? Sì, lei dice, quello che ho lasciato io ci si ritrova alla fine. Questo signore, su mia delega, questo signore ha in 5 anni progettato, finanziato, costruito e inaugurato la Villa Gorizia. Cioè, questo è un dato. Cioè, mi pare che ormai stiamo verso un scongelamento quasi totale, Tondo, no? Mi pare. Troveremo che lavoro arrivato a fare. Ma al di là di questo, noi abbiamo fatto questa cosa. Le opere non ce n'è. Qualcuno mi alzi il telefono e mi dica che ci sono, però io non le vedo. La sanità, la grande riforma sbandierata,
Io vado negli ospedali spesso, alle volte per trovare persone, alle volte semplicemente per bere un caffè nei bar. Non c'è ospedale in cui non venga raggiunto un camice bianco che dice Tondo che chi la SOBIS non funziona. Gli enti locali, l'ho detto anche sul giornale, prendete un sindaco di sinistra, garantitegli l'anonimato e chiedetegli che cosa pensa della riforma degli enti locali. Cosa ha fatto di positivo? Ha dato una visibilità maggiore alla regione, questo sì. So che quando a Roma telefona a lei si aprono le porte e questo non c'è dubbio che può essere un fatto positivo, però sono state queste cose funzionali all'amministrazione della regione o alla propria carriera personale? Io vedo che gran parte degli atti politici importanti sono funzionali al ruolo della Presidente e non allo sviluppo della regione, che ha più disoccupati di prima, che non ha infrastrutture, che ha riforme che l'ha lasciato il segno come stanno. Certo ci sono meno risorse e capisco, ma proprio per questo bisognerebbe essere più a governare il territorio e meno da fare dal show televisivi. Chiarissimo. Ecco, dunque, in conclusione, perché mi pare che stiamo andando verso la fine della trasmissione, che mi è molto piaciuta perché avete incrociato le lame proprio a livello di sedia. Sono due amici e comunque sono stati molto abili come conosciamo. Per forza dover andare a braccetto. Questa è una leggenda. Da qui al Esatto, 2018. Guardate che questa è una leggenda per la quale io Ma le dichiarazioni e Tondo pubbliche- baruffiamo. Diciamo che insomma, avendo due caratteri abbastanza forti ci diciamo le cose e ce le siamo sempre dette. Cioè, È un non è che leader, nei quindi, 5 è anni di pronto governo, per fare il presidente. nei 5 anni di può governo, farlo. nei 5 O anni il di sindaco. governo io mi permettevo di dire delle cose a Renzo Tondo che se lui le avesse detto a me a parti invertite non so quanto avrei sopportato. No, allora, ma c'è sempre stato, e lui a me, cioè abbiamo sempre avuto un dialogo molto stretto, ma franco. Quindi possiamo dire una Pax di chiara che tira, praticamente è arrivata. Ma, È una leggenda sta qua. attenzione Riccardi, io torno su Codroipo. La vivete come una Waterloo o la vivete come una Solferino? Perché la Serracchiani lì andrà a panza a terra, su questo non si discute, perché dovrà infilzare qualcuno. Dovrà infilzare qualcuno perché dopo aver perso, dopo aver perso Trieste e Pordenone, mi pare. Io faccio i conti. Pordenone ha 50.000 abitanti, Sì. Trieste ne ha 200.000, 250.000. Monfalcone, che è del centro-destra, ne ha Codroipo ne ha 15.000. So dove vuole arrivare, 250 Malizia, lei, a 15.000. Io ci sono al pari. Io ci sono stato anche a Trieste e Pordenone. Me lo garantisco, Sì, ho capito, però lì è la madrepatria, come si dice. Penso una lancia io. Io ho Così perso chiudiamo con... Ho perso le elezioni a Tolmezzo. Sì, ecco. Cioè, Silvio Tolmezzo non è dei miei, dove governavamo noi. Quindi, certo che l'ho vissuta come fastidiosa, ma tutt'altro che una sconfitta personale, perché ci sta che nelle cose si paghi. Quindi, alla fine, certo che le sconfitte bruciano, ma poi ci si riparte, non si è mai morti in politica. Insomma, ci hanno diciamo, spiegato una cosa la voglio dire io, che non hanno. sono di Codroipo e che non sono ancora stato a Codroipo. Cerchiamo anche di essere realisti, cioè questa vicenda è tutta da giocare. Marchetti, che ho conosciuto più da vicepresidente della provincia che non da sindaco di sindaco. Codroipo, perché non è una cosa, al di là dei suoi dati personali, del fatto che ha avuto i suoi problemi come tutti nella vita, però quando dico cos'è che non ha fatto, non ho sentito grandi cose. Posso dire due cose che C'è stato un impegno. Ecco, allora 15 secondi. Se Marchetti per l'elezione le vince Soramel, nessuno si metterà contro l'accoglienza dei 150 profughi dove Marchetti ha sbattuto la porta in faccia a Deborah Serracchiani. Vabbè, questo... e ha combattuto la riforma della sanità che oggi consente a un cittadino di quell'area del Medio Friuli a essere costretto ad andare a San Daniele, a Gemona o a Tolmezzo a fare l'analisi. Va bene, allora questo ha fatto Marchetti. Ecco, avremo modo anche nello speciale elezioni di vedere. Torneremo sull'argomento. Allora, intanto io ringrazio Tondo e Riccardi per la disponibilità che hanno avuto a venire da noi proprio a sancire una pace che in pratica c'era già. Ringrazio te per la collaborazione, ringrazio voi per averci seguito. Naturalmente Fateci vaccinare qualche leader alla prossima avremo magari un dibattito ancora più pepato e vi aspetto a giovedì prossimo. Arrivederci.